vedete, già nella slide con il titolo ho voluto un po' anticipare quelli che saranno i temi di questa breve presentazione, cioè un piccolo excursus nella storia delle malattie per vedere come il concetto di medicina preventiva non sia un qualche cosa che è uscito da un cilindro, non è un coniglio bianco che è uscito improvvisamente, ma è un qualche cosa che attraversa la storia della medicina, l'ha sempre attraversato ed è un concetto ben piantato, diciamo, in questo ambito. Per fare questa presentazione mi sono avvalsa della collaborazione di una mia specializzanda di igiene, la dottoressa Valdi, perché anche nell'ambito della scuola di specializzazione stiamo cercando di creare più fili conduttori all'interno di questa materia che, come diceva prima la professoressa, io affronto un po' a tutto tondo, la mia specializzazione è più in ambito di epidemiologia nutrizionale, però la medicina preventiva riguarda tutti gli ambiti degli stili di vita. Cominciamo con quello che voi trovate sul portale dell'Istituto Superiore di Sanità, cioè una piccola fotografia di quello che ci ha appunto colpito a partire dall'inizio di quest'anno 2020. L'Istituto Superiore di Sanità dal 28 febbraio coordina un sistema di sorveglianza che integra i dati microbiologici ed epidemiologici in tema di Covid-19, cioè la diffusione di questa malattia respiratoria causata dal coronavirus, denominato appunto Covid-19. I sistemi di sorveglianza sono una delle primissime forme di prevenzione, in quanto danno uno degli strumenti base per conoscere che cosa? La diffusione nel tempo e nello spazio di una patologia, e nel caso di un'epidemia, per cui di una patologia legata a un fattore microbiologico, cioè una malattia infettiva, questo è particolarmente importante per definire gli ambiti e le modalità di intervento. Faccio un passo di lato, diciamo, ricordando a tutti noi che dal punto di vista della storia delle malattie, ma anche dell'antropologia stessa, è nota questa frase attribuita a Margaret Mead, un'antropologa degli inizi del secolo scorso, no? Qual è il primo segno di civiltà? Il primo segno di civiltà in una cultura antica non è probabilmente un vaso piuttosto che un'arma, ma è un femore rotto e poi guarito, cioè la consapevolezza, la prova che effettivamente qualcuno si è preso cura di noi nel momento del bisogno, della malattia. Per cui già questo assunto ci fa capire come la nostra organizzazione in tema di cura delle malattie è antichissima e ha permesso al genere umano di svilupparsi nel corso dei millenni. Per cui aiutare qualcun altro nelle difficoltà è il punto preciso in cui la civiltà inizia. Mi piace ricordare questa frase, che sia stata veramente detta dalla dottoressa Mead o forse solo attribuita a lei, io mi sento effettivamente di condividerla. Come è cambiato però il concetto di salute nel corso degli anni? Diciamo che fino alla fine del Settecento il concetto di salute è sempre stato più o meno lo stesso, cioè siamo sani quando non siamo malati. Sembra quasi una parola, cioè un modo di dire banale se volete, però effettivamente la salute in quanto assenza di malattia è un qualche cosa che ricorre nel corso della storia della medicina e anche relativamente semplice da definire. In realtà il grosso passo balzo in avanti nel concetto di salute è stato fatto a partire dopo il secondo conflitto mondiale, cioè la salute definita come uno stato di completo benessere non solo fisico ma anche mentale e sociale, e non solo perciò l'assenza di malattia o di infermità, per cui si mettono insieme vari aspetti. Non è solo il femore rotto, ma anche la capacità, ad esempio, del sistema di portarmi ad avere una metodologia, un flusso in grado di riparare quel femore. Vedete che si riesce a collegare
il concetto anche e soprattutto in un contesto nel contesto di questa definizione molto semplice, ma secondo me veramente molto efficace. La salute diventa un diritto dell'uomo a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 48. Ricordiamo che nella nostra Costituzione è un diritto avere essere in salute, per cui anche la nostra Costituzione ha ribadito questo concetto fortissimo. Nel corso degli anni si è passati da una vera e propria prevenzione delle malattie, cioè ad agire in un contesto in cui si prevengono le malattie, agire cioè direttamente sui fattori di rischio, a una promozione della salute, per cui a modificare completamente il paradigma cercando di lavorare su quello che è stato definito da molti autori agli inizi degli anni 90 del secolo scorso come un ambiente salutogenico. È un concetto molto più ampio che investe di responsabilità non solo il singolo individuo, ma la collettività. Per cui se io sono un soggetto a rischio di malattie o di una o più malattie, ho delle cose diciamo da fare che riguardano me individuo. Per promuovere la salute invece devono entrare in campo altre risorse, le risorse più collettive che consentono al soggetto a rischio di essere facilitato nel prevenire le malattie. Esistono poi vari livelli di cosiddetta educazione sanitaria che diventa educazione alla salute, che diventa educazione terapeutica, cioè nel momento in cui io mi rivolgo a soggetti sani o soggetti malati, gli stessi concetti vengono adattati, semplificati oppure modificati in modo opportuno, in modo tale da poter essere più facilmente acquisiti e naturalmente poi utilizzati dai soggetti a cui sono rivolti. Se noi andiamo a guardare la storia delle malattie infettive e parallelamente nella prossima slide la storia delle malattie cronico-degenerative, individuiamo tre momenti importanti per quanto riguarda la prevenzione. La cosiddetta prevenzione primaria, la prevenzione secondaria e la prevenzione terziaria. La promozione della salute è un qualcosa di più globale che mette insieme questi tre livelli, ma soprattutto rende l'ambiente più favorevole a far sì che questi livelli di prevenzione possano essere esplicitati e soprattutto rendere facili da percorrere. La prevenzione primaria agisce prima della malattia, per cui agisce sull'agente patogeno, è il caso di Covid-19, oppure sui fattori di rischio nel caso delle malattie cronico-degenerative. Fattori di rischio ambientali piuttosto che individuali, pensiamo al fumo, pensiamo all'alcol, pensiamo alle esposizioni occupazionali, eccetera. Esiste poi una prevenzione cosiddetta secondaria che agisce nel periodo di incubazione della malattia e che permette di identificare la malattia in uno stadio molto precoce o addirittura sintomatico. Pensiamo, riguarda soprattutto le malattie cronico-degenerative, agli screening per il tumore della mammella piuttosto che per il tumore del colon retto. Per quanto riguarda la prevenzione terziaria, ormai siamo arrivati allo stadio di malattia, perché si parla solo di applicazioni in ambito di persone malate, ma la prevenzione terziaria consente di rallentare la malattia e soprattutto di controllare gli effetti collaterali della malattia. Classicamente l'esempio più efficace per descrivere un programma di prevenzione terziaria è l'alimentazione assistita. Quando un paziente non riesce ad alimentarsi normalmente perché non può mangiare, non può inghiottire, si utilizzano altri sistemi per poter far sì che lui si alimenti e possa superare il momento critico della fase clinica. Per cui livelli di prevenzione diversi perché devono agire su livelli diversi della storia delle malattie. Chiaramente noi ci troviamo di fronte però spessissimo, anche nel caso della malattia infettiva dove è molto chiaro il fattore principale, cioè il patogeno che la genera, ai cosiddetti determinanti della salute, cioè ad altri aspetti che influiscono sulla nostra capacità di contrastare la malattia nel momento in cui siamo ammalati, ma spesso anche nell'ammalarci oppure no.
e sono determinanti perché rendono la nostra suscettibilità diversa. Per cui avere, ad esempio, soffrire di patologie respiratorie ci rende molto più suscettibili a tutte le infezioni respiratorie. Soffrire di malattie cardiovascolari ci rende più suscettibile a patologie degenerative. Per cui esistono effettivamente degli aspetti del nostro stile di vita che influiscono direttamente sulla capacità o meno di essere suscettibile alla malattia, essere suscettibile al fattore di rischio e appunto avere anche degli esiti diversi nel momento in cui noi andiamo appunto ad incontrare questo fattore di rischio. Attenzione, perché tra i determinanti della salute c'è anche l'accesso ai servizi, per cui avere a disposizione un servizio sanitario che è in grado di rispondere con velocità, possibilmente con una velocità molto elevata ai bisogni di salute, significa guarire prima oppure affrontare prima la malattia e magari avere un esito positivo. Pensiamo appunto ad esempio ai programmi di screening delle patologie oncologiche. Avere a disposizione un ambiente che ci consente di trascorrere del tempo libero, di non essere esposti a inquinanti di tipo occupazionale per troppe ore al giorno, ci consente di diminuire il rischio della malattia. Ecco qua, rischio di malattia è la cosa, forse uno dei concetti basilari in termini di prevenzione. Non esiste il rischio zero, esiste la nostra capacità di affrontare un fattore di rischio, appunto, con modalità tali per cui il rischio diminuisce. Allora noi non potendo raggiungere il rischio zero, non possiamo vivere in una bolla separati dalla realtà, no? Non possiamo vivere totalmente esclusi dal mondo che ci circonda, dobbiamo lavorare sui fattori di rischio che riusciamo a controllare. Quelli in rosso che voi vedete sono quelli non modificabili, lì non possiamo intervenire, però sugli altri sì. Possiamo intervenire sugli altri in modo individuale, possiamo decidere se fumare o meno, possiamo intervenire sugli altri dal punto di vista collettivo attraverso appunto la capacità del paese in cui viviamo di fornire un'educazione, un servizio sanitario, dei servizi sociali ad esempio, idonei ad affrontare. Dalla prevenzione al concetto di medicina preventiva, chiaramente il passo appunto è molto breve, ma è anche un passo che non è stato compiuto l'altro ieri. Il concetto di prevenzione delle malattie è uno forse dei più consolidati nella storia dell'umanità. L'uomo ha sempre cercato di evitare di ammalarsi, ci ha provato appunto in tutti i modi e andando a vedere anche i libri sacri di tutte le antiche civiltà, le religioni, diciamo stili, approcci filosofici alla vita, troviamo pratiche di natura sanitaria legate all'osservazione quotidiana, cioè all'osservazione epidemiologica di vita. Per cui vedete che l'osservazione epidemiologica non è qualcosa, neppure questa, che esce da un cilindro improvvisamente adesso perché ne sentiamo parlare, ma è la base su cui si fonda appunto il concetto di medicina preventiva. Per cui l'osservazione che compiere un determinato gesto significa limitare un fattore di rischio è un'osservazione che fa parte della storia della medicina e che già Ippocrate, ad esempio, quando nel IV secolo a.C. definito il concetto di dieta, ha parlato di alimentazione equilibrata e un corretto stile di vita dal punto di vista dell'attività fisica in grado di prevenire le malattie. Per cui partiamo veramente da molto molto lontano. I pilastri della prevenzione sono una risultante perciò dei diversi stati di salute goduti dai singoli membri di una collettività. Sviluppo delle informazioni sanitarie, educazione sanitaria, propaganda delle norme e abitudini igieniche vengono effettivamente un po' a cascata rispetto a questo punto fisso. Entriamo in quello che io volevo portarvi come esempio.
l'esempio del comportamento della Repubblica di San Marco, cioè della Serenissima, nei confronti della peste. La peste, che sapete, ad ondate ha colpito l'Europa, a partire dalla peste del 300, peste nel 500, nel 600, erano queste ondate epidemiche che per una repubblica fondata sui commerci significava vivere o morire, fondamentalmente, perché un'economia fondata sul commercio non può permettersi di trasportare un patogeno così importante e così in grado di decimare la propria popolazione. Per cui i provveditori di sanità che troviamo descritti nella storia della Repubblica Serenissima sono delle personalità, sono dei veri e propri medici con un potere molto ampio, in alcuni casi addirittura superiore a quelli dei massimi vertici della Repubblica Serenissima, che intervenivano a livello proprio sociale in modo tale da contenere, ecco qua il concetto di abbattimento o limitazione dei fattori di rischio, contenere tutto quello che poteva in qualche modo influire sulla diffusione di questa malattia infettiva. Ad esempio l'obbligo dell'immediata denuncia dei casi anche solo sospetti di infezione, controlli e immediati interventi una volta identificato appunto la persona malata o la famiglia ammalata. Come vedete, l'assonanza e la vicinanza con quello che sta accadendo in questo 2020 è veramente molto chiara. Il controllo delle malattie infettive all'interno della Repubblica Marinara riguardava non solo la peste, ma in generale tutte le malattie a trasmissione diretta, e più importante e oggetto di molte provvedimenti, ad esempio il contenimento del morbo gallico. Il morbo gallico era la sifilide, problema che appunto riguardava i frequentatori dei bordelli, e considerando l'ambiente in cui veniva a diffondersi, era particolarmente grave, in quanto appunto come Repubblica Marinara i foresti erano molto presenti all'interno della struttura della società. Per cui il magistrato della sanità, provveditore della sanità, magistrato della sanità, poteva disporre di misure sanzionatorie anche molto importanti per scoraggiare la prostituzione con finalità di sanità pubblica, per cui non finalità di altro genere, ma tra virgolette banalmente di sanità pubblica. La Repubblica Marinara doveva difendere appunto la struttura stessa che si era creata nella sua società. Risale alla Repubblica Marinara l'istituzione della quarantena, l'istituzione dei lazzaretti, cioè dei luoghi dove venivano fatti transitare e rimanevano per dei tempi ben preordinati, cioè i famosi 40 giorni, dove venivano fatti transitare i foresti, ma soprattutto le merci provenienti da tutto il mondo. Ricordiamoci appunto l'estensione del mercato della Repubblica Marinara, delle Repubbliche Marinare, in particolar modo di Venezia. E anche qui troviamo un'assonanza, una vicinanza con quello che accade adesso, perché effettivamente il lazzaretto fu una grande diciamo, innovazione della città, ma appunto in questa citazione che vi riporto cominciava anche lui a manifestare inadeguatezza nel caso in cui le persone che uscivano dal lazzaretto tornavano nelle loro abitazioni e diventavano focolaio perché non ancora totalmente guariti. E come vi dicevo, i punti d'assonanza continuano ad essere parecchi, per cui il lazzaretto va bene, ma ne esco dalla quarantena solo quando sono in grado di non diventare, cioè non sono più un fattore di rischio per il resto della popolazione, perché devo rimanere là un tempo necessario per guarire e per rendermi non contagioso. L'igiene pubblica nella Serenissima
però perciò era proprio incarnata da questi provveditori. I provveditori si occupavano delle varie materie igienistiche, soprattutto appunto della movimentazione, del commercio e anche dell'acqua. Ricordiamoci che l'acqua potabile o non potabile, e quando non diventa, non lo è più, appunto, diventa acqua non potabile, è un veicolo di trasmissione per malattie con trasmissione orofecale importantissima, per cui erano delle personalità, il medico igienista era veramente una personalità importantissima e fondamentale per il proseguo dell'attività della Repubblica Marinara. Altra cosa, la difesa sanitaria dei confini. Vi ricordo riminiscenze di letture fatte magari qualche anno fa oppure più recenti. Renzo Tramaglino non può andare a Bergamo perché deve transitare, passare il fiume di notte con i contrabbandieri, perché c'era la peste a Milano nel 1600, negli anni in cui sono ambientati i Promessi Sposi, e i restalli di sanità, la difesa sanitaria dei confini era in quel momento molto attiva, per cui la Repubblica di Venezia, Bergamo appunto faceva parte della Repubblica Marinara, cercava di proteggersi dall'ondata della peste che stava arrivando invece dalla Lombardia. Per cui sono un controllo doganale, diciamo, che è anche sanitario, per cui non è solo il fiorino della citazione che vi ho fatto di un celeberrimo film, ma è un controllo parallelo a quello fiscale, ma proprio per la sua importanza ancora più accurato e ancora più minuzioso. Il dottor Peste è una figura emblematica della gestione della sanità nel momento delle epidemie ed è un personaggio che fa parte delle maschere del Carnevale di Venezia, per cui molti di voi lo conosceranno, e anche se andate adesso a Venezia sono tra le maschere forse più vendute, no? Il dottor Peste era il medico, appunto, che si occupava dei malati di peste. Nel tempo, come vi ho notato qui, ha assunto anche una connotazione un po' sinistra, soprattutto questa maschera, questo becco che mirava a proteggere i medici dal cosiddetto miasma, perché si pensava che la peste si diffondesse attraverso l'aria avvelenata, perché all'interno del becco veniva messa una miscela di profumi che appunto dovevano far impedire all'aria il raggiungimento di bocca e narici del medico, e in questo modo poteva effettivamente salvarsi. Se noi andiamo a vedere, qui ho fatto un po' un gioco, andiamo a vedere qual era l'abbigliamento del dottor Peste e andiamo a vedere qual è l'abbigliamento attuale dei medici che si occupano della cura dei pazienti di Covid-19, troviamo molte similitudini. Vedete alla sinistra della slide una raffigurazione appunto dell'abbigliamento del dottor Peste. E con le frecce possiamo vedere che effettivamente il suo abbigliamento è trasportato nel 2020 con materiali diversi, ma praticamente è lo stesso, per cui coprirsi bocca, naso, occhi attraverso una maschera. Se vedete la mascherina FP3 ci assomiglia anche un po' a un becco perché ha una protrusione in avanti per il filtro. I guanti, naturalmente adesso ci sono guanti di lattice o comunque guanti di materiale plastico diversi. Ai tempi i guanti erano di pelle di capra. Ci sono i calzari, che adesso abbiamo anche qui in materiale monouso, usa e getta. E poi c'è questo bastone che aveva il medico della peste, il dottor Peste, e che consentiva di mantenere la distanza sociale, cioè il medico girava con questo bastone e per rimanere lontano dal paziente e dalle persone potenzialmente infette. Perché vedete, abbiamo cambiato i materiali, ma il concetto di base è proprio quello. Se la malattia si diffonde attraverso la respirazione, per cui attraverso l'emissione attraverso naso e bocca di goccioline più o meno grandi, io devo proteggere sia
chi riceve le goccioline, ma io che le posso emettere devo evitare di emetterne nell'ambiente, per cui la doppia protezione. Sul lavaggio delle mani però c'era ancora molto da fare a livello della Repubblica Marinara. Infatti il papà del lavaggio delle mani è questo dottor Ignaz Semmelweis, che è ostetrico, che nella Vienna degli anni del 1800, 1840 circa, aveva intuito quanto lavarsi le mani fosse assolutamente dirimente in termini di carico di mortalità in un ambito che è quello dell'ostetricia, cioè della mortalità appena dopo il parto. Aveva notato che i medici passavano indifferentemente dai parti a curare pazienti piuttosto che a eseguire delle autopsie senza lavarsi le mani. E facendo delle prove poi anche su studenti delle scuole di medicina di allora si rese conto di quanto le infezioni calassero in modo veramente drastico solo, tra virgolette, solo costringendo le persone a passare da un tavolo operatorio piuttosto che da un lettino all'altro, passarci solo dopo essersi lavati adeguatamente le mani. Vi ricordo comunque che il lavaggio delle mani ha cambiato radicalmente la storia della chirurgia e la storia della medicina, ma non è ancora così diffuso o così tanto diffuso come si potrebbe pensare, perché questo lavoro pubblicato non tantissimi anni fa aveva evidenziato tra gli studenti universitari americani che dopo essere andati in bagno si lavava le mani il 43-78% dei maschi e il 69-84% delle femmine. Le due percentuali riguardano naturalmente andare in bagno urine, andare in bagno feci. Prima di mangiare, invece, sempre gli stessi pazienti si lavavano le mani ancor meno, per cui solo il 10% dei maschi e solo il 7% delle femmine. Per cui capite che stiamo lavorando ancora sulla consapevolezza di quanto piccolissimi gesti siano invece fondamentali per prevenire le malattie. Un piccolo volo spazio-temporale, cioè passiamo dalla Serenissima nei tempi della Repubblica Marinara e andiamo a Londra nella seconda metà del XIX secolo per vedere invece quanto sia importante in termini preventivi l'approccio epidemiologico. E l'esempio è quello che si fa tutti gli anni nella prima lezione di igiene generale, no? Si parla dell'epidemia di colera a Londra appunto la prima metà del 1800 e dell'intervento del dottor John Snow. Il colera era un'altra infezione con trasmissione orofecale, però in questo caso non un virus respiratorio, un'infezione molto presente, ciclica, ed era dovuta alle norme igieniche generali un po' diciamo superficiali che trovavamo un po' distribuite un po' ovunque. Joe Snow era questo medico, era anche lui un ostetrico tra l'altro e si occupava prevalentemente di anestesia, ma con queste sue intuizioni è diventato il papà, diciamo, dell'approccio epidemiologico allo studio delle malattie infettive. Durante questa epidemia di colera, Snow ha notato, per cui ecco qua il lavoro dell'epidemiologo, l'osservazione innanzitutto, gran parte delle persone ammalate di colera abitava in un contesto di disagio urbano, per cui in case povere, per cui in quartieri poveri, situati al di sotto del livello del Tamigi, per cui in una zona dal punto di vista geografico abbastanza ben delineata, che questo contagio riguardava interi nuclei familiari. Per cui ha cominciato a ragionare in termini di esposizioni che riguardassero quella parte di Londra e che potessero riguardare complessivamente e contemporaneamente il nucleo familiare, per cui la mia unità epidemiologica, come si dice, era la famiglia. Dalla sua osservazione è arrivato a vedere come effettivamente l'acqua poteva essere il potenziale veicolo di infezione,
L'acqua naturalmente viene utilizzata per scopi sia alimentari che non alimentari, perché è un qualche cosa che è presente quotidianamente in dosi elevate in tutte le famiglie, e si è concentrato soprattutto sulle società di approvvigionamento idrico. Siamo nel 1832, l'acqua veniva prelevata direttamente dal fiume e i sistemi di potabilizzazione non erano sofisticati come sono adesso. Si può utilizzare, si preleva l'acqua di fiume anche a scopo umano e alimentare, però naturalmente i processi di potabilizzazione devono essere efficaci e particolarmente drastici. Il dottor Snow raccolse in quegli anni moltissimi dati e soprattutto osservazioni che lui, con un'intuizione molto geniale, raccoglieva in modo parallelo, cioè persone ammalate di colera ma anche soggetti sani, cioè andare a vedere se effettivamente c'erano delle differenze a livello di esposizione. Il colera si trasmette appunto con una catena orofecale, ma il suo veicolo principale è l'acqua. E cominciò con un'indagine retrospettiva, prima pensando ad una sorta di veleno, cioè un qualche cosa che potesse appunto attraverso l'acqua raggiungere questi soggetti e che portava una malattia che aveva la sua appunto manifestazione più importante come diarrea. Tutti bevevano, per cui l'acqua potabile era l'indiziato, doveva essere l'indiziato principale, ma tutti bevevano perché l'acqua doveva essere comunque il veicolo dell'infezione o poteva essere il veicolo di infezione. Cosa ha fatto? Ecco il secondo caposaldo dell'approccio epidemiologico, andare a vedere, questo lui ha potuto farlo solo qualche anno dopo con la seconda epidemia, andare a fare quella che è un'epidemiologia, una georeferenziazione si chiamerebbe adesso, dei punti di captazione dell'acqua, cioè i pozzi, e delle residenze dei pazienti, cioè delle persone che si ammalavano di colera. Ora appunto si chiamerebbe georeferenziazione, lui ha creato una mappa dove appunto ha identificato i pazienti e è andato a vedere se effettivamente questi si concentravano o meno vicino a determinate pompe pubbliche dell'acqua oppure no, oppure fossero completamente distribuiti. Il risultato è che effettivamente il maggior numero di pazienti si concentrava vicino alcune pompe, soprattutto la pompa pubblica di Broad Street, da cui sgorgava l'acqua di una determinata società che distribuiva l'acqua a sud di Londra, e attraverso queste informazioni che Snow diede poi agli ufficiali pubblici governativi è stato possibile diminuire i casi di malattia semplicemente, tra virgolette, chiudendo la pompa, cioè rimuovendo la pompa dell'acqua, rimuovendo la causa. Per cui l'approccio epidemiologico capillare, che serve per arrivare alla prevenzione della malattia, togliendo appunto l'agente patogeno, ma soprattutto togliendo il veicolo, togliendo la fonte di questo agente. Non si è agito sul vibrione del colera, ma si è fatto in modo che il vibrione del colera non arrivasse attraverso la sua via principale. Cosa fa un epidemiologo perciò? Questa specie di decalogo, che non sono 10 ma sono 8, poi alla fine è stato scritto da un po' di anni fa, qualche decennio fa, dal professor Paolo Vineis, attualmente all'Imperial College di Londra. Lo vediamo spesso intervistato anche in epoca adesso per l'epidemia, uno dei maggiori epidemiologi mondiali, in italiano, viene dall'Università di Torino, e che ha scritto un po' qual è l'approccio epidemiologico a una malattia. È un approccio epidemiologico che vale sia per le malattie infettive, perché soprattutto nasce dalle malattie infettive, ma che poi si declina anche nelle malattie cronico-degenerative, per cui nei tumori, nel diabete, per le malattie cardiovascolari. Sicuramente un'osservazione, una descrizione del fenomeno attraverso dati quantitativi e
attraverso lo studio della relazione di questi dati in rapporto al tempo e allo spazio, per cui tempo, spazio e quantificazione dei dati servono proprio per far sì che questa osservazione porti a identificare il fattore di rischio, ma soprattutto qual è il suo punto debole e poter effettivamente poi agire su quello per ridurre il rischio. Dottor Snow aveva identificato la malattia non proprio con un'analisi di laboratorio, ma andando a seguire in modo retrospettivo qual era il suo percorso, cioè che cosa aveva causato la malattia. A questo punto poi il lavoro consente di identificare dove posso agire, per cui stimare l'impatto di questi dati a fini preventivi e stimare l'impatto. Chiudo la pompa dell'acqua oppure blocco l'ingresso delle merci Repubblica Veneziana per 40 giorni, scusatemi, in modo tale che l'eventuale contaminazione venga moderata, venga mitigata da fattori o interventi esterni, e a questo punto io riduco il rischio. Cosa ci portiamo a casa dall'analisi epidemiologica, dall'approccio preventivo necessario per ridurre il rischio della malattia? Sicuramente il fatto che dobbiamo proprio avere ben chiaro che il rischio zero non esiste, noi lo possiamo solo ridurre e dobbiamo agire in modo tale che questo tenda allo zero, sapendo però che appunto non arriviamo a zero. Questo non deve però farci diventare dei fatalisti. Beh, il rischio zero non esiste, allora non faccio niente. No, perché il carico di malattia diminuisce in modo molto importante e soprattutto i sistemi sanitari, l'igiene poi si aggancia naturalmente in modo naturale, diventa sanità pubblica, i sistemi sanitari poi, se il rischio è ridotto, sono in grado di gestire il numero di malati che effettivamente poi, essendo ridotti, possono essere curati meglio e possono anche guarire nel caso in cui poi si raggiunga effettivamente una cura risolutiva. L'indagine epidemiologica è assolutamente necessaria perché dobbiamo individuare modalità e catena di trasmissione per agire lì con una sorta di cordone ombelicale della malattia, no? Se taglio quello stacco tutto, riducendo ancora di più la possibilità che l'impatto con questi agenti diventi insostenibile per la salute pubblica. Le misure di contrasto devono essere comunque funzionali e soprattutto derivare da un'analisi corretta dei dati, per cui misure di contrasto alla malattia devono essere bilanciate con quello che è la gestione complessiva della sanità pubblica. Anche qui ci viene in aiuto la storia all'interno della Repubblica Sanitaria. Venezia basava il 100% della sua vita sul commercio, perché non poteva interrompere i commerci, altrimenti sarebbe morta come città, come repubblica. Per cui ha trovato delle misure di contrasto che in un qualche modo riuscissero a ridurre il rischio, ma nello stesso modo potessero continuare a far vivere Venezia. Il monitoraggio del cambiamento è fondamentale per adeguare le misure, per cui prevenzione è sicuramente tenere basso il rischio di ammalarsi utilizzando più strumenti, e prevenzione è soprattutto avere un'arma in più per contrastare le malattie che non vengono eliminate in modo definitivo, se non in pochissimi casi, da contare veramente sulle dita di una mano. Vi lascio e vi ringrazio per la vostra attenzione, ricordandovi cosa ha riportato sul capitolare dei medici del 1258, nonché giuro di accudire gli infermi, i feriti e tutti coloro che siano affetti da qualche infermità, che prenderò in cura assistendoli con lealtà e prestando loro le cure del caso, secondo le rispettive affezioni, dando loro i consigli, gli aiuti opportuni,
senza mai prolungare con frode le loro affezioni. E se qualcuno ha mai sentito o letto il giuramento di Ippocrate che i ragazzi, i laureandi in medicina leggono alla fine del loro percorso, vedrà che il filo rosso che unisce la medicina e la sanità pubblica è effettivamente continuo ed è continuato nel corso degli anni. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati oggi qui in questa bellissima esperienza.